Buonasera e bentrovati all'appuntamento serale con l'informazione su Telefriuli. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, lancia l'idea. Una maxi campagna sul web sostenuta dal governo per promuovere il vaccino anti-Covid e persuadere chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi. Per convincere gli indecisi, lo diremo al governo, deve partire a settembre una grande campagna sul web, chiamiamola Operazione Verità, propone in un'intervista al Corriere della Sera, in cui afferma che ci sono ancora milioni di persone che non hanno ricevuto neanche la prima dose e non sono mica tutti Novax, anzi la maggior parte è gente che semplicemente non si fida, che ha paura del vaccino. E questo avviene perché non sa, perché si informa sui social e non sui media tradizionali. E sui social c'è chi racconta loro menzogne, aggiunge il governatore. Dunque il governo dovrebbe combattere con le stesse armi, spiega Fedriga. Andare sui social e raccontare la verità. Il vaccino è sicuro, è efficace. Prendiamo degli scienziati come testimonial. Per Fedriga il vaccino quest'estate ha salvato anche il turismo e l'economia. Passiamo al bollettino Covid. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2041 tamponi molecolari sono stati rilevati 69 nuovi contagi, tra cui un migrante richiedente asilo in provincia di Trieste, con una percentuale di positività del 3,38%. Sono inoltre 3.297 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 11 casi, lo 0,33%. Nella giornata odierna non si registrano decessi, restano 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 46 gli ospedalizzati in altri reparti. Nelle ultime 24 ore, in particolare nel reparto di terapia intensiva, c'è stata una dimissione e il ricovero di una persona di 59 anni che aveva completato il ciclo vaccinale da 2 settimane. In area medica, invece, a fronte di 2 dimissioni, sono stati ricoverati 8 pazienti, tra cui solo uno con ciclo vaccinale completo. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, i totalmente guariti sono 105.608, i clinicamente guariti 86, mentre le persone in isolamento ammontano a 1.111. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.661 contagi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un tecnico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un operatore sociosanitario dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di un ospite in una residenza di Trieste. L'Estizza questa mattina ha ospitato il 62esimo congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, organizzato dai presidenti delle sezioni di L'Estizza Galeriano Daria Ferino, di Nespoledo Villa Caccia Alessia Ponte, di Santa Maria di L'Estizza Ivan Marangone e di Sclaunicco Samantha Passone. Seppur in forma ridotta, l'appuntamento ha dato il giusto merito ai volontari che si sono spesi di più nel dono, ma anche a dare la spinta per una fase di ripartenza e di innovazione del settore dopo oltre un anno di profondi cambiamenti sociali. Vediamo il servizio. È stata una grande ripartenza, una ripartenza come pensavamo, grazie anche al bel tempo che ci ha aiutati, ma soprattutto è stato un grande segnale di civiltà. Io dico sempre, noi doniamo, operiamo con il cuore, con la mente, con l'anima, però oggi veramente l'associazione ha dato un segnale importantissimo, che nessuna pandemia, nessun problema, nessun percorso difficile blocca questa associazione. I donatori hanno avuto un ruolo fondamentale anche all'epoca del Covid. Sicuramente sono stati in qualche modo coloro che hanno consentito con la loro generosità di mantenere vivo anche il rapporto tra il popolo e le istituzioni ospedaliere, perché hanno continuato a donare, hanno dato tranquillità proprio nella loro capacità di donare e quindi sono un elemento fondamentale che intermedia secondo me le volontà del popolo con quelle delle istituzioni. Sono con il vicepresidente nazionale Alessandro Biadene. Ecco, lei oggi di fatto ha detto quanto il Friuli Venezia Giulia, seppur piccolo, è grande. Sì, nel senso che ho trovato dei valori che è sempre più difficile trovare nel resto d'Italia. E però, come ho detto, mi sono trovato con questi valori molto bene, perché io vengo da una provincia che ha le stesse caratteristiche di povertà del territorio, per cui la gente è tenace, abituata a sacrifici e quindi attraverso questo a mantenere vivi i valori che contano.
Fabrizio Nonis, per tutti conosciuto come il Becker, volto noto di Telefriuli, assieme al figlio è stato aggredito ieri sera fuori dallo stadio dell'Hellas Verona. 15 minuti di terrore al termine della partita contro l'Inter. Nonis è stato vittima della furia di un branco di tifosi scaligeri e ha subito la perforazione di un timpano. Sentiamo. Sono stati 15 minuti di una violenza inaudita. La descrive così Fabrizio Nonis, l'aggressione che l'ha visto protagonista assieme alla figlio 22enne. Il tutto si è verificato al termine di Hellas Inter, partita che si è giocata sabato sera, vinta dai neroazzurri 3-1. Il giornalista televisivo, molto noto anche di Telefriuli con la trasmissione Becker, e il primogenito sono stati raggiunti e circondati da un gruppo di 6-7 scaligeri all'esterno del Bentegodi. Erano circa le 23 e i due si stavano apprestando a raggiungere l'auto per tornare a casa. Sono stati 15 minuti di una violenza inaudita, ha raccontato Nonis a Telefriuli. Il referto medico parla di perforazione del timpano dell'orecchio destro. Eravamo a meno di 300 metri dall'auto quando ho visto che un gruppetto di circa 6-7 persone da un bar ha cominciato a seguirci. Poi sono seguite alcune domande: per quale squadra tifate? A quel punto il Becker, che aveva iniziato a rispondere in dialetto veneto per tentare di ammorbidire la situazione, ha provato a tergiversare dicendo che nutriva delle simpatie solo per l'Udinese. Non ho fatto in tempo a pronunciare il nome della squadra friulana che mi sono trovato a terra, ha spiegato Nonis. Quell'uomo mi aveva colpito con un pugno in pieno volto che mi ha fatto perdere l'equilibrio. Poi sono seguite le sberle, anche al figlio ulteriori calci e colpi che le hanno prese al volto, alle gambe e ai fianchi. Poi la fuga tra le vetture in sosta, il rifugio in auto e la chiamata al 118. In pronto soccorso le cure e riscontro della perforazione del timpano e il seguente arrivo degli uomini della Digos. E ancora cronaca, versa in gravi condizioni un uomo di 44 anni dell'ex provincia di Trieste che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto alla Tisana, all'altezza della rotonda dei Picchi. Stava viaggiando in sella alla sua moto quando ha perso il controllo ed è rovinato sull'asfalto, restando seriamente ferito. È stato subito soccorso dal personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova, inviato anche l'elicottero sanitario. Rilievi, accertamenti e viabilità della polizia locale di Latisana, sul posto anche i vigili del fuoco. Pesanti disagi per il traffico. E poco dopo le 16 un ciclista è stato investito da un'auto nei pressi della rotonda davanti al ristorante Crosere a Fagagna. Fortunatamente il ciclista ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di San Daniele, oltre ad un elicottero. Il paziente è però stato trasportato all'ospedale di San Daniele in ambulanza. Ancora rintracci di migranti. Nella serata di ieri, intorno alle 22, i carabinieri del Nord della compagnia di Udine hanno individuato 2 cittadini del Bangladesh maggiorenni vicino all'ex caserma Cavarzerani, dove poi sono stati accolti per triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da paesi a rischio. Si tratta di migranti senza documenti, irregolari sul territorio nazionale, in buone condizioni di salute. Hanno richiesto asilo. Un loro connazionale minorenne era stato rintracciato alle 11 di ieri, sempre in via Cividale, dai carabinieri della radiomobile. Il giovane è stato affidato a una struttura per under 18 non accompagnati di Udine. Ladri nella sede della Caritas parrocchiale di San Daniele del Friuli è successo la scorsa settimana, ma il parroco se ne è accorto soltanto ieri perché i locali non vengono utilizzati con costanza in questo periodo di agosto. I malviventi hanno rubato diverse centinaia di euro in contanti. A denunciare l'accaduto è stato il parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, che si è rivolto ai militari dell'Arma della cittadina dei Prosciutti. La squadra speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta a Cordenons sul letto del Meduna per recuperare una vettura rimasta bloccata in acqua. I soccorritori intervenuti hanno collegato l'autovettura al carro SAF attraverso una fascia, trainandola in luogo sicuro. A livello nazionale l'avvento dei saldi ha raggiunto percentuali di vendite superiori al periodo pre-Covid, ma in Friuli Venezia Giulia sono le località turistiche ne hanno trovato vantaggio. Lo conferma il presidente di Confcommercio Federmoda Udine, Alessandro Tollon, che traccia un bilancio dei consumi nel periodo dei saldi. Sentiamo. Una finestra di vendita promozionale particolarmente attesa dagli esercenti nel tentativo di risollevare le casse delle attività segnate dall'onda d'urto della pandemia tra restrizioni e chiusure forzate. I saldi restano sempre una valida opportunità per innescare un po' di movimento tra la clientela, un volano importante per trainare i consumi. I saldi sono da sempre un'ottima occasione per i commercianti
ma anche per i nostri clienti, per fare gli affari dell'ultimo momento, per acquistare il capo preferito a un prezzo scontato, e ancora funzionano. A livello nazionale si è visto un dato molto positivo, con un 70% degli imprenditori del mondo della moda che dicono che hanno venduto di più e che sono attestati ormai ai livelli pre-Covid. In Friuli, soprattutto nelle città, abbiamo registrato invece un dato leggermente più negativo rispetto alla media nazionale. Vince ancora il saldo nelle località turistiche, da Lignano a Tarvisio, a Sappada, ma anche a Trieste, perché ovviamente i nostri amici austriaci e tedeschi approfittano per fare l'acquisto giusto al momento giusto. Cividale ha inaugurato ufficialmente la 30ª edizione di Mittelfest. Il tema scelto per questa edizione, Eredi, è stato al centro delle riflessioni del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha richiamato la parola responsabilità come dovere di ciascuno a consegnare una realtà migliore alle nuove generazioni. Sentiamo. Con una cerimonia in Duomo sobria e raccolta nel rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria, Cividale ha inaugurato ieri ufficialmente la 30ª edizione di Mittelfest. Dopo il sipario alzatosi sugli spettacoli in anteprima, ieri l'appuntamento d'apertura ha accolto il Presidente della Repubblica Slovena Pahor, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, l'assessore regionale alla cultura Gibelli, il Presidente del Consiglio regionale Zanin e il Sindaco della città Ducale Bernardi, oltre alle numerose autorità locali e rappresentanti delle minoranze linguistiche. Il tema scelto per questa edizione Eredi è stato al centro delle riflessioni del governatore Fedriga, che ha richiamato la parola responsabilità come dovere di ciascuno consegnare una realtà migliore alle nuove generazioni. Mittelfest è il frutto dell'impegno di una comunità che si è messa a disposizione degli altri. Il governatore ha quindi rivolto un ringraziamento al presidente sloveno e al suo popolo, simboli di una precisa scelta di abbracciare i valori della democrazia occidentale. Anche grazie al Mittelfest, Friuli Venezia Giulia e Cividale hanno dato il proprio contributo affinché questi valori fondassero il dialogo necessario per non sottrarre diritti e capacità di incontro pacifico tra diversità. Per l'assessore regionale alla cultura Gibelli, Cividale è un punto topico degli scontri e degli incontri tra civiltà nei secoli, erede del Forum Iuli della civiltà longobarda, oggi più che mai esprime iconicamente la fusione e l'integrazione tra culture. Cividale ha quindi reso omaggio con un lungo applauso alla Presidente della Slovenia, che ha chiuso gli interventi istituzionali. Dopo aver richiamato la stretta di mano storica avvenuta un anno fa che nel nostro Presidente della Repubblica, il Presidente sloveno ha sottolineato come unico destino dell'umanità sia fare scelte e prendere decisioni per il futuro dei propri figli. Slovenia e Italia hanno scelto i valori europei su cui costruire insieme pace e prosperità e una casa comune costruita dalle ceneri di 2 guerre mondiali e 3 totalitarismi. Il prefetto di Udine ha quindi consegnato ufficialmente al festival la medaglia del Presidente della Repubblica italiana, ad attestare l'autorevolezza che Mittelfest ha saputo acquisire nel panorama culturale nazionale europeo. Gli interventi istituzionali sono stati intervallati dai canti l'italiano e friulano sloveno ungherese del coro di voci bianche giovanile e voci in volo diretti dalla Lucia Fulador e accompagnati dal pianoforte di Alessio Domini e dal Gorny Kraber Quartet, omaggio al multilinguismo del Friuli Venezia Giulia. Un evento sportivo che sottolinea un connubio strategico per lo sviluppo del territorio, quello fra promozione turistica e sport, in particolare la bicicletta, declinata in tutte le sue articolazioni. Amatoriale, agonistica, turistica. È uno dei concetti espressi oggi al Forte di Osoppo dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli alla premiazione del 48esimo Giro Ciclistico Internazionale FVG per amatori, organizzato dal Comitato Regionale FVG con SD Gruppo Ciclistico e Xain Ciclismo. L'edizione 2021, vinta da Matteo Ambrosini, si è svolta in 3 tappe che hanno attraversato il Friuli centrale e il Pordenonese. Circa un centinaio i ciclisti del Giro, che si è svolto senza problemi anche grazie alla motostaffetta friulana con i servizi di scorta tecnica che hanno percorso le strade della regione fino alla tappa di Osoppo. Sono 55 le amministrazioni comunali che hanno collaborato a questa edizione con tanti volontari. La manifestazione, ha sottolineato Zilli, contribuisce a valorizzare e a promuovere il territorio grazie anche alla partecipazione di atleti di società ciclistiche sia italiane sia estere, e la Regione continuerà ad investire anche per sostenere il completamento della ciclabile Alpe Adria, favorendo quel turismo lento che il territorio è votato a sviluppare. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.